Bentrovati! Oggi, in una calda, caldissima giornata estiva siciliana, sta per salire a bordo della nostra social car il ghigno più famoso del cinema italiano. Vediamo chi è. Nella macchina. Buongiorno! Non puoi arrivare già con questa risata così perché io non sono in grado di continuare. Buongiorno Domenico Centamore. Buongiorno a voi tutti. Allora, mettiamo la cintura e Sì. Partiamo per il nostro viaggio intervista. Grazie per avermi invitato per questa bella esperienza e questa passeggiata a Catania. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Tra l'altro non arrivi da molto lontano, arrivi da Scordia. Arrivo da Scordia. Io ho preferito rimanere nel mio paese di origine. Ti conoscono ormai tutti, cioè sei un Però caratterista. Sì. Un buon film deve avere anche dei buoni caratteristici, oltre ad avere gli attori protagonisti che sono sempre... Però il film funziona, detto da Tornatore, che io ho fatto Baria con lui, funziona se c'è anche un buon caratterista, se ci sono le buone comparse, quindi deve essere, ecco, un'orchestra. A me è rimasto nel cuore il tuo ghigno, Sì, lo ricordiamo sì, dove l'hai fatto, poi, durante nel poi film è La nata, Matassa. certo, con Carre e Picone, che mi hanno scelto proprio per questo motivo. Io venivo da una serie di film tutti di mafiosi, Sì. Il Capo dei Capi, Il Divo di Paolo Sorrentino, dove avevo Tra fatto l'altro non filmetti così, No, cioè no, tanta film. roba, gente, Sì, registi avevo importantissimi. fatto tutti questi mafiosi seri, veri, da cattivo. E allora è venuta sta genialata, dice, glielo facciamo fare a Domenico che fa sempre il mafioso, però che il pubblico deve avere l'impatto che a prima volta dice vabbè, questo ora fa il mafioso, però in quel caso Ignazio della Facevi Matassa il mafioso era un po' mafioso sfigato. un po' scemonito. Ci vediamo la prossima settimana. Del film La Matassa, ciò che mi è rimasto impresso, oltre al tuo ghigno, è anche il tuo tentativo, sempre fallimentare, di acciuffare al volo le noccioline. Quella è una cosa che... Ma è una cosa che fai veramente nella vita oppure no? Praticamente sì, non mi riesce mai di farla. Però è la prova proprio della stupidità, di quando tu vuoi dimostrare di essere magari una persona e poi non lo sei, e quindi quella era proprio la prova. Ma questa cosa come è uscita? Ecco, È uscita da loro No, o lo hai proposto tu? Questa è nata da Salvo Ficarra praticamente, perché dovevamo girare questa scena e lo scenografo di questa scena aveva, siccome siamo in un bar, aveva messo queste noccioline sul bancone e lui venne questa genialata, dice ma che fai Domenico? Dice allora provi a fare questa cosa. Allora il discorso della difficoltà qual è? Perché se tu lo fai magari la vuoi fare apposta, li prendi Io rido perché mi è troppo da ridere, li perché prendi, penso al film. li prendi tutte queste noccioline, farla apposta a non prenderle diventa un po' più complicato, però devo dire che io sono stato bravo a non prenderle, quindi è andata bene. Però allora a questo punto vogliamo provare a riscattarci certo, ci da proviamo. quella figuraccia del film Sì, della Matassa. Vediamo se però ci Domenico vogliono- in qualità di attore ce la fa a prendere vediamo, queste dai, noccioline. mi mette alla prova dal vivo, ecco. qua, Allora, in io macchina. noccioline non ne ho in macchina, Ecco. però in borsa, come tutte le donne, soprattutto le donne a dieta, ho delle mandorle. Ma vanno Pensi che possano sì, andare sì, vanno bene? anzi, Uguale, no? vabbè, le borse delle donne ci sono. Sono fornite, tu qualsiasi cosa vuoi la trovi. Ci sono comodini, armadi, di tutto. Dai, io ci provo allora. Allora, intanto aspetta che io mi rimetto in marcia. E allora, Gentilmente. stiamo provando un challenge, una sfida con Io Domenico ci Centamore, direttamente dal film La Matassa. Proviamo a... Vediamo se ci riesco a prenderne almeno su 3 una. Vediamo, Certo qua è un po' Attento più- perché qua il un po' più tetto è complicato. basso, eh. Ma che è quella? Va bene, dai, pronto? Vedi? Nocciolina? non mi riempire la macchina di mandorle, però. Una. Ecco, una ce l'ho fatta. La seconda, dai, ci provo la seconda. Ma ce l'ho fatta. Allora, 2 su 3 quante ne hai presa? Una? Una. Va bene, le altre te le puoi mangiare se vuoi. No. Tanto Però sono facciamo buone. merendina, Però facciamo sono la buone, merendina. però sono- Valentino Picone impostò come suoneria del cellulare il tuo ghigno. In quel periodo sì, in quel periodo Valentino ce l'aveva come suoneria, perché vabbè, questo ghigno era diventato ormai sul set, si arrivava la mattina per girare. Fantastico. Appena arrivava Domenico Centamore tutti Ma tu hai cominciato con i 100 passi. sì, quello è stato il mio primo film.
io premetto che sono un attore autodidatta. Io vengo dal teatro, ho fatto a Scordia e poi ho iniziato a fare dei cortometraggi e quindi da lì poi è nata questa passione, questa insomma è andata bene. E poi il quindi mio il primo film è stato proprio 100 passi, voglio dire, d'attore non un film da poco. è stato sì, 100 passi, insomma ho avuto il piacere e la fortuna di iniziare con un film che ormai è rimasto nella storia del cinema italiano. E poi sono arrivati La meglio gioventù Poi è di arrivata La meglio Marco gioventù, Tullio sì, Giordana. sì. E poi subito dopo poi arrivò Il Capo dei Capi che mi diede anche un'altra, ecco, come la matassa diciamo, nella scia comica, mentre invece Il Capo dei Capi era una parte drammatica come quella di Brusca, che era un cattivone di quelli, insomma, un po'. E subito dopo poi Il Capo dei Capi io andai a fare il Divo di Paolo Sorrentino. Altro Per me, grande insomma, film, cioè Paolo che Sorrentino. vinse a Cannes un premio anche, quindi un film. Quindi tu da Scordia sei andato a Cannes. Sì, da Scordia, insomma, ne ho fatto un po' di strada. Scordia, poi Cannes, poi con Tornatore a Venezia. Come sono stati questi red carpet per Domenico Io li D'Amore da vivo, Scordia? io ho un carattere un po' particolare. Quell'aspetto del cinema mi piace, ci vuole pure perché cioè, gratifica l'attore per quello che ha fatto, però è quello che mi piace meno. Io amo stare davanti alla macchina da presa, mi piace essere sul set, vivere, e poi siccome io lo vivo ancora come quando ero bambino che giocavo a Guardie e Ladri, per dire, oppure che so al western e facevo lo sceriffo, quindi tutti i miei personaggi io li vivo in questo modo, li vivo proprio con il piacere di giocare quasi. E questo è giustissimo perché ti rende molto vero, più poi, vero, appunto, vero. molto più umano. Nella macchina. Tra i tanti grandi registi ce n'è uno giovane, emergente, che ormai emergente non è perché ha affermato, ed è Piff. Nel film 100 passi per Francesco aveva vinto una borsa di studio e venne a fare sul set un tirocinio. diciamo un tirocinio come aiuto regista, e quindi là ci siamo conosciuti. Bello raccontare la telefonata che mi fece per il suo primo film, che era La mafia uccide solo d'estate, il famoso sogno nel cassetto, sì, praticamente, di un film che lui voleva fare, che però poi non aveva trovato i produttori per poterlo fare. E quindi poi mi chiamò e mi disse: finalmente ho trovato chi produce questo film e quindi voglio che ci sia tu, perché per la nostra amicizia sono belle cose che succedono, e da lì è nato anche questo. Io poi con lui ho fatto La mafia uccide solo d'estate, ho fatto uno spettacolo teatrale con Lirio Abbate, sì, Piff e Antonio Alveario, che racconti di mafia. E adesso stai girando la seconda serie della mafia uccide solo d'estate. Televisiva, però che è tratta dalla storia del film praticamente. Già abbiamo fatto la prima serie, non so se a Palermo, dove là è nato un altro tormentone, Gattetutine, perché là interpreta Totorrina che porta il lingotto d'oro a Ciancimino, e c'è Totorina che sarei io che praticamente porto questo lingotto, e arriva davanti alla porta, suona, e prima di entrare e affrontare Ciancimino, che insomma in quel tempo Ciancimino era, si ripete questa frase perché lui gli vuole dire: Vito, ti ho portato in dono questa con gratitudine e lui non lo sa dire, bravo, non lo sa dire, hai capito? E questo è stato un tormentone quindi ora mi succede che all'aeroporto alcuni mi chiedono il ghigno, alcuni mi chiedono gratitudine. Intanto tu comunque continui a vivere, stare a Scordia, no, ecco, sì, e a lavorare nella tua cartolibreria. Ho una libreria di famiglia e Scordia quasi è la mia culla, cioè mi sento protetto, ecco, quella è la mia fonte proprio. Un po' come Carlo Verdone, perché Carlo Verdone fa io questo. da lì tiro fuori tutti i miei personaggi, tutte le mie cose, le piccolezze. Quando girai Il Capo dei Capi c'è una scena in cui io devo mangiare dell'anguria. Il regista, che era italo-americano, giustamente dice: guarda, dice, tu lo devi mangiare, ma non lo devi mangiare, insomma, tu sei qua Giovanni Brusca, insomma, uno bello rozzo, e quindi la devi mangiare. E io pensai a un vecchietto del mio quartiere dove io vivevo a Scordia, che praticamente come la mangiava lui, e l'ho mangiata come la mangiava lui, che colava da qua, si puliva con le mani. Quindi quando finì di girare questa scena, il regista giustamente venne da me e mi ha detto: tu sei un genio, tu sei bellissimo. E quella era tutta la tua memoria fotografica? Bravo, quella era la mia memoria. Per lui era stata un'interpretazione, giustamente. Grazie per le mandorle. Adesso ti offro anche il caffè, dai. Sì, il caffè lo prendo. Ora lo prendo. E allora andiamo a prendere il e ringrazio voi tutti, tutti.
anche Cinzia naturalmente. Sì, La sì, ringraziamo per... la nostra agente Ecco. di Publi Più, che è stato gancio per e poi- portarti qui con noi a bordo devo della dire, Social Car. ci vediamo quest'inverno, perché io sto preparando La mafia uccide In solo TV. d'estate, che è la seconda serie, e poi sto preparando un'altra cosa su Sky, che andrà però su Sky questa qua, ed è una nuova serie molto intrigante, bella, no, non lo posso dire. No, allora Una non lo bella diciamo, serie, su Sky. non lo diciamo perché poi ti aspettiamo di nuovo qua poi per facciamo raccontarci questo nuovo progetto. faremo questo, parleremo di questo progetto. Grazie, D'accordo? Domenico. No, grazie a te. Andiamo a prendere il caffè. nella macchina